Tante riconferme a partire dal presidente del Consiglio Comunale Fabio Comes e qualche volto nuovo per il primo Consiglio Comunale di Casarza Ligure. Nella sala del Palazzo Comunale si è riunita l'Assemblea che ha assolto le prime pratiche necessarie per far partire l'attività amministrativa del sindaco rieletto Giovanni Stagnaro. Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana. È lui, dopo la convalida degli eletti e il giuramento, a presiedere la seduta che per prima cosa ha proceduto alla nomina del presidente. Respinta la proposta dell'opposizione di affidare alla minoranza questo compito, si è proceduto a votare. Dall'urna esce ancora una volta il nome di Fabio Comes, che lascia così il banco tra i consiglieri per sedersi in quello centrale. La seduta dei consigli è proseguita con la presentazione della nuova giunta del sindaco Stagnaro e l'assegnazione delle deleghe. Nel successivo discorso programmatico il primo cittadino ha illustrato gli obiettivi del suo mandato, che prevedono l'attenzione alle frazioni, un nuovo parco urbano e la realizzazione di un centro di alta tecnologia. Un nuovo inizio che ci vede veramente con un grande senso di responsabilità, perché lo straordinario consenso che i cittadini ci hanno concesso ci carica veramente di tanta voglia di fare bene e di restare umili coi piedi per terra e attenti alle esigenze della cittadinanza. La minoranza dal canto suo ha espresso la volontà di collaborazione per il bene del comune e dei suoi abitanti, chiedendo di essere coinvolta nel portare avanti questo obiettivo. Sono stati eletti i capigruppo Cristian Figone per Casarza per Tutti e Germana Perego per la lista Prospettiva Civica. Mi auguro che questi anni di amministrazione possano vedere anche una nostra partecipazione non solo in maniera oppositiva ma anche costruttiva per il bene del Paese.